Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo oggi a Palazzo della Cultura a Catania perché parliamo di occupazione in Sicilia. Questo lo facciamo con grandi aziende che investono sul nostro territorio, come il gruppo Lactalis Italia, che troviamo nei supermercati con i brand Galbani, Latte Sole e Latte Stella. Investimenti che sono stati fatti negli anni e che verranno consolidati nel prossimo biennio. Dottor Pomella, tantissimi investimenti in Sicilia, 17 milioni negli ultimi anni, un incremento nel prossimo biennio, insomma, puntate su questo territorio. Sicuramente puntiamo sulla Sicilia, sono direi molti anni, da sempre, da quando siamo entrati su questo territorio con l'allora Latte Sole. Negli ultimi 10 anni abbiamo incominciato progressivamente a lavorare sulla parte ambientale per cercare di migliorare la sostenibilità dei nostri siti, diminuire il consumo dell'energia, il consumo dell'acqua, utilizzare dei packaging più sostenibili, quindi c'è un impegno non solo a fare dei prodotti buoni, ma a fare anche dei prodotti che abbiano un minore impatto sul territorio dove vengono realizzati. L'obiettivo è quello di fare crescere il territorio, quindi sviluppare produzioni, volumi, fatturati per poter investire in capacità produttiva e fare crescere l'occupazione. Tanti investimenti qui in Sicilia da parte di Lactalis, immagino che Confindustria sia contenta. Noi siamo molto fieri di avere Lactalis qui in Sicilia e soprattutto da noi a Catania. Anche Ragusa, lo stabilimento di Ragusa ha la sua grande importanza e anche di quello siamo fieri perché poi è il nostro comparto della Camera di Commercio Sud-Est. Siamo una grande famiglia. E i loro dati e i loro numeri sono veramente importanti, sia gli investimenti, i dipendenti che hanno, il numero dell'indotto, i fornitori che forniscono latte e tutte le materie prime. Lo stabilimento di Catania è sicuramente l'assetto produttivo più rilevante dal punto di vista dei volumi di trasformazione fin dagli anni 60, che è l'anno in cui si è insediato nella zona industriale di Catania. Nel 2019 avete introdotto nuove linee di prodotto, a distanza di 5 anni questi investimenti sono ancora più importanti, soprattutto nel territorio catanese, oltre che a Ragusa ovviamente. Sì, assolutamente, come dicevo, la realtà locale produttiva insiste sul territorio da oltre 60 anni. È chiaro che senza la capacità di innovare i propri processi e le proprie produzioni non si riesce ad essere competitivi sul mercato, che naturalmente, anche se è locale, è un mercato che evolve continuamente. Lactalis è uno dei gruppi più importanti del settore latterio caseario e noi della grande distribuzione contribuiamo al completamento di quella che è la filiera tra produttori, tra trasformatori e trasformazione, che si occupa Lactalis, che è azienda leader nel settore a livello non solo italiano ma a livello europeo, e noi della grande distribuzione completiamo il ciclo produttivo di filiera tra distribuzione e il consumatore. Sono molto fiera di rappresentare lo stabilimento di Ragusa, devo dire che ci lavoro da diversi anni, esattamente dal 2010, e dal 2010 ad oggi siamo riusciti a triplicare i volumi di produzione. C'è stato chiaramente un impatto occupazionale notevole e tutto questo grazie a un processo di ottimizzazione dello stabilimento e grazie anche a degli investimenti che sono stati fatti negli anni.